Allora, voglio far arrivare questa storia a quel pezzo di merda e fallito di Massimo Giletti. Ma io te la posso dire una cosa, ma tu ancora dopo un anno, che io non ti considero, tu ancora dopo un anno parli di me. Io non ti ho mai cagato, non ti ho mai considerato, ho evitato sempre le tue interviste, mi avete inseguito e non vi ho dato confidenza. Cosa vuoi da me? Dopo che parli di me, cosa ci concludi? Sei un fallito, sei fallito rimani. Per parlare di me, sei un fallito. Perché siccome non ti segue nessuno, non ti caga nessuno, perché non ti caga nessuno, tu che fai? Parli di me. Parli di Andrea Z canta la mafia, ma gran pezzo di cornuto e maniaco di ragazzine che ti piacciono le ragazzine. Io parlo di malavita nelle mie canzoni che non l'ho mai nominata. Sono figlio di un boss, sono figlio di un mafioso. Cosa ci posso fare? Sono figlio di un mafioso, sono figlio di un boss. E allora qual è il tuo problema? A chi sto dando fastidio? Per caso ti do fastidio a te, mi devi campare tu, mi devi mantenere tu, mi devi dare soldi tu, cosa vuoi? Dopo che parli di sono figlio di un mafioso, e allora qual è il tuo problema? Io canto, caro, non faccio del male a nessuno, di certo non me ne devo andare a rubare, non me ne posso andare a rubare a fare rapine, a vendere droga. Io canto, cosa sto facendo di strano? Canto, regalo emozioni. Qual è il tuo problema? Quale malavita canto? Testa di cazzo. Io non ne canto malavita, come te lo devo dire? Ancora dopo un anno stasera hai parlato di nuovo di me, a me non mi devi nominare perché la gente spazzatura come te, della tua TV del cazzo, della TV non è l'arena del cazzo, non me ne frega niente, non ho bisogno di voi, non mi nominate, anche se siete una TV nazionale, a me non mi interessa, di me non dovete parlare, perché tu sei un porco e quei 4 porci che si siedono con te sono più porci di te, perché siete una massa di porci, siete senza argomenti, parlate di cose stupide. A voi piace la mafia? Voi? A voi la mafia vi piace? Perché ne parlate sempre. Io non parlo mai di mafia, perché mi fa schifo, nel senso, parlare sempre di queste cose, sono cose brutte, portano a negatività, e voi ne parlate sempre perché vi piace, perché siete una TV fallita. Cosa devo fare? Io sono figlio di un... E allora qual è il problema? Sono un essere umano. Ho diritto di vivere la vita come la vivono tutti, ho il diritto di lavorare, di andare avanti, di crearmi una famiglia, di crearmi un futuro. Cosa parli a fare di me? Che cosa ti cambia? Ma io dico una cosa, cioè, io dovrei essere da esempio a chi do fastidio. Io sto cantando, la gente mi ama, e allora qual è il tuo problema? Devi parlare di tutte le ragazzine che sono state con te, che ti piacciono le ragazzine alla tua età, vergognati pure. Cioè vai avanti, io mi sto creando una famiglia, cioè che cosa vuoi da me? Io sto lavorando, per caso che devo fare concerti a casa tua? Io quell'altro scemo che non mi ricordo nemmeno come si chiama, chi canta napoletano, ma che rappresenta teste di cazzo tu e quello che l'ha detto? Ma chi vi conosce? Cioè a me non piace nemmeno parlare così, però mi avete fatto incazzare stasera, perché stasera mi sono divertito, ho fatto un video nuovo. Cioè voi parlate di me, io non so niente, e voi parlate in diretta nazionale, dite cazzate, io canto la malavita, pezzi di scemi che siete. Io la malavita nelle mie canzoni non l'ho mai citata e mai lo farò, perché comunque è una cosa triste. Nemmeno con gli amici miei ne parlo, perché mi porta solo malinconia e tristezza. Quindi figurati che tu ancora, io non ne parlo, voglio uscire e non voglio sentire niente, e tu parli ancora di me, Andrea, se dopo un anno ancora fai servizi, fino a stasera hai fatto un altro servizio parlando di me. Ma chi ti conosce? A me non mi devi passare nemmeno l'immagine, perché mi vergogno ad essere nominato da te. Massimo, già solo il nome fai cagare. Massimo Giletti, sei più antico della Bibbia proprio. Non mi devi nominare, fallito, fammi sto favore, perché vedi che ti mando una bella denuncia. Cretino, sei un imbecille, proprio sei tutto scemo. Per me sei una persona deficiente. Mi vergogno di essere nominato da una persona come te. Fatti le tue trasmissioni, i tuoi servizi, nomina chi vuoi, ma che mi nomini a fare a me, uno come me, che proprio sono un signore rispetto a te. Io mi sono fatto da solo, cosa vuoi tu? Tu per fare successo l'hai presa dietro, io da solo mi sono fatto. Io stasera mi sono divertito, ero felicissimo, che sono felice anche ora, però la gente mi deve mandare gli screen di te che parli di me in diretta nazionale e dici pure cazzate, io canto la malavita. O ti droghi, o lo fai apposta perché purtroppo i tuoi servizi, le tue puntate non vengono seguite, e parli oggi dei cantanti napoletani perché ti piace. Comunque a te e quei 4 che si siedono falliti con te sono più falliti di te sicuramente. A voi piace la malavita perché ne parlate sempre. Andate a parlare di cose belle, a parte che con tutte le cose brutte che succedono nel mondo, tu parli di me, di un ragazzo come me, innocente, che comunque va a lavorare. Io ho avuto una mia disgrazia, sono stato arrestato, sono uscito, ma io lo vincerò perché comunque sono fiducioso, perché so di non aver fatto niente. Quindi potete approfondite e poi capirete che poi cosa volete dai ragazzi come me,
che nascono in queste situazioni, cosa volete? Se lavoriamo, perché lavoriamo, abbiamo preso il posto perché siamo figli di mafiosi. Se ce ne andiamo a rubare, siamo ladri. E se fanno rapine perché sono rapinatori. Se vanno a cantare, sono figli... Ma allora cosa dobbiamo fare? Io sto cantando, cosa devo fare? Non posso cantare? Perché sono figlio di un mafioso? Qual è il problema? Sto lavorando, è lavoro per me, perché la gente mi ama. Palasport, teatri, estero, nord, sud, centro Italia, ovunque io canto. Dove sta il problema? La gente mi ama, non puoi farci niente. Fatene una ragione, Massimo Giletti, tu e quei 4 scemi che si siedono lì con te. Quindi, anzi, dovremmo essere, stasera ti do dello scemo perché tu dici cose sceme, perché inventi le cose. E la gente che ti acconsente è più stupida di te. Quelli come me, che nascono nelle situazioni come le mie, hanno diritto di farsi una vita. Non vuol dire perché nasciamo figli di mafiosi dobbiamo essere mafiosi per forza. Allora non dobbiamo avere un futuro, allora dobbiamo fare i malavitosi. Perché se lavoriamo, perché lavoriamo. Se siamo mafiosi, perché siamo mafiosi. Se cantiamo, no, perché... Ma che rappresentiamo la mafia cosa? È musica. Nella musica non esiste la mafia. Poi ci sta chi canta la malavita, che è una cosa, che sono scelte, quelle scelte personali. E c'è chi canta l'amore come me, io canto l'amore. Poi c'è chi magari fa una dedica così perché a qualche parente, ma qual è il problema? Sempre musica è. Cioè, io non capisco sta cosa. Musica, qual è il problema? Non capisco tutto questo accanimento sulla musica napoletana, Andrea Zeta, ma che me ne... Cioè, io non vi penso nemmeno, mi dà anche fastidio farvi queste storie e nominarvi, però mi dà fastidio che voi parlate di me. In TV nazionale, in diretta TV nazionale mi avete nominato stasera di nuovo dicendo che io canto la malavita. Siete deficienti, perché dite informatevi almeno bene. Voi dovreste apprezzare i ragazzi come me, che comunque nascono in situazioni difficili e riescono a crearsi un futuro pazzesco, cioè comunque perché sono amato ovunque. Riempio teatri, palasport in giro per l'Italia, estero, nord, sud, centro-sud, cioè non capisco, centro Italia, scusate, cioè non capisco qual è il problema. Cioè dobbiamo essere per forza mafiosi? Non vi sta bene che lavoriamo e cantiamo? Dobbiamo migliorare nella vita, dobbiamo solo migliorare. Con voi non si può migliorare purtroppo. Perché comunque a voi piace la malavita, volete solo malavita. I figli dei mafiosi per voi devono essere mafiosi, non lavoratori. Perché se sono lavoratori a voi non vi sta bene. Perché quelli come me lavorano, cercano di lavorare e voi fate di tutto, soprattutto che sono un artista amato, potrei fare grandi cose e per colpa dei pezzi di merda come voi mi ritrovo a volte danneggiato su certe cose. Quindi dovreste apprezzare, anzi aiutate quelli come me, che li mandate a fare gli assistenti sociali quando siamo piccoli, per farci crescere, per vedere come stiamo crescendo, e poi quando siamo grandi ci danneggiate se andiamo a lavorare, se ci creiamo un futuro migliore. Cioè cosa ci proteggete a fare da piccoli? Proteggere da cosa? Ci dobbiamo proteggere da voi, che volete la malavita la volete voi. Per questo non finisce mai la malavita, perché ne parlate sempre. Cioè voi non aiutate proprio a far crescere ragazzi come me, anzi li volete sotterrare e siete un pugno di